manca ancora. Vai. E ora... Anche porta a casa che dico. Meglio che ieri? Mezzo orfano. E ora... Queste sei domande che potei che fa a sprovvista da... I genitori non si aspettano. E ora che se poteva viene fuori da cameretta che fa papà, dice, siccome stavo guardando un po' di giornali, dice, quanti tipi di tette che sei? Oh, dice, tu padre, ieri quando aspettavi sta domanda. Sentate qua che non sia, no? Sentate qua. E ora viene fuori su moglie, ieri io lavare i piatti, non mi guardi le pomasse. Ti guardi gli esco, sapete che dice il piccolo. Sta buono a dire perché adesso è il caso di spiegare. Allora Matteo, ricordati che da quando che una donna nasce a quando che viene a mancare, ha 3 tipi di tette. Da nascita ai 30 anni è come di meoni, non c'è problemi. E dopo? Sta buona porto e fuori. Dai 30 ai 60 è come le pere, è ancora saglie, ma è un po' più lunghette. Allora dici, al picco te devi spiegare questa roba qua. E dopo dice, dai 60 in poi è come le cipolle. Cosa deve dire papà? Che quando che si cava le se non ti viene da piangere. Aspetta. E ora, di fuori a puttana, e che fa, stai zitto tu che va. Mamma dice quanti tipi di ciccio che sei. Compare di resti insieme, dare ti sento. E ora Alessia, da quando che un uomo nasce a quando che viene a mancare, ha 3 tipi di ciccio. Da nascita ai 30 anni è come una quercia. Poi venire vento, burrasca. E dopo mamma, dopo cara. Dai 30 ai 60 è come un faggio. Come se il vento lette, piove, la regge cugliassa. E dopo mamma, e dopo cara, dice. Dai 60 in poi è come un albero di Natale. Cosa si deve dire mamma? Da Raisa a Ponta tutto morto.